È partita. La Chaz c'è. Andiamo metto le parti. Se arriva qualcheduno. Solo capire il mio telefono. Casomai l'emergenza sta qui. Allora. 3, 2, 1. Via. Pop Squad. Tudum. Che c'è il 1° giugno e penso facciano vedere il trailer di One Piece a sto punto. Magari sì. No, ecco il video che è uscito ieri dove la ciurma invita in nuove scene mai viste prima a vederlo, secondo me. E sarebbe anche l'ora. In un frame di Chopper per capire come l'hanno fatto. Va tra amicizia. Pop Squad. Pop Squad. Bella sta città del futuro. Sembrava la Batmobile. Ho detto che cazzo sta succedendo? Che cosa fate di preciso? Ok, qual è il problema di questo mondo? Tanti. A parte già questo. Mi occupo io dei bambini, nel senso mi occupo dei bambini che li porto a mangiare un gelato o... No, non li porto a mangiare il gelato, Gianmarco. No, gelato no. Non mi piace. Dinosauro laser! A No, posto, i niente bambini non ci dinosauro sono laser. più. Addirittura uccidono i bambini, ok. Quindi loro salgono sopra. Ah, giustamente gli esseri umani, voi vedete, capendo che sotto hanno rovinato tutto, hanno detto costruiamo sopra, lasciamo sotto così. Ok, tu vai sopra. Ecco qua, il futuro. The future Si is vive nel now. cielo. Se poi vivi a Stanno terra. sotto il cielo. Quindi le persone sono obbligate a vivere nel cielo. Molto Bioshock. Sì. Vabbè sì. Sembro orientale, sì. Un po' sì. Mamma mia che voce. Brava! No, ho ucciso 2 bambini. Sta a posto.
Ah, ok, non puoi fare bambini. Ok. Però diventi immortale. Mm. Questo tra l'altro assomiglia a un personaggio di Dishonored. Mi ricordo a Bruce Wayne, ma non so per quale motivo. Vabbè, potrebbe essere anche un Bruce Wayne, per carità. Cioè, mi dà l'impressione di un multiverso. L'invito è stato bello diretto. Ah, signor, però non si fa, cioè, si saluta pure, fa salve, buonasera, mi scusi, me la prendo un attimo. Che è successo, bro? Oh, sta invecchiando? Sta finendo l'effetto. No, c'è un No, po' di sangue. sei ancora tutto sporco. C'è il sangue di bambini sulle mani, però ricorda. Oh, non so. Che senso, scusate? Che è il trattamento per l'immortalità? Ok, ti fai la punturina e ritorni giovane. E voilà. Tolte pure le macchie, sto quanto. Però non puoi avere bambini, che se no ti No. fanno fuori. Quindi comunque il corpo continua a invecchiare, ma fai i trattamenti e torni giovane. Ecco. E puoi vivere nella zona superiore per stare tranquillo e Bravata come fare una le bestia. sporcenze. Sì. Sta guidando. Vabbè, ci sarà l'autopilota con l'intelligenza artificiale. Stiamo comunque attenti. Uccidere i bambini da fatto effetto, eh? Ah, boh, mo no, facci marop, cioè, un animale proprio. Quando vai ai festini sadomaso. Sì. Come da appicciare le sigarette sotto la pioggia? Sigarette del futuro, funziona. Infatti, vedi, no? L'accendino non funziona. Eh. Però stai tremando un bel Sì. po'. Non gli sarebbe interessato più di tanto per No, come sta sta. iniziando a capire quello che sta facendo. Sta dicendo, ma mi conviene fare questa vita. Fighe le macchine della polizia così comunque. Molto Sembrano delle Batmobili. Batmobili, sì. Non la puoi fare questa vita. Cioè io mi chiedo come fanno in guerra a fare quelle cose. Perché ci sono quelli che se ne fottono. Ma sono tanti! No, sono tantissimi. E sono tanti anche armati sono. So perché sono diventato di Padova a un certo No, punto. è bello all'improvviso. Un po' Danny Lazzarini. Me lo stavo chiedendo, questa cosa. Sono tanti! Ma c'è una granata qua. No. Oggetti da collezione Ipswich. Quindi lì magari ce ne sono altri. Eccolo qua. Ah, questo è tipo Olivander. Assomiglia un po' con i negozi di Harry Potter. Stile inglese. Mamma mia, rompila. No, questi no, questi vanno bene. Sì. In realtà i bambini non li ha uccisi, li ha nascosti. Fosse Dio, da zio. Quindi
che giustamente sei un collezionista se compri giocattoli, perché non puoi Non essere li un puoi genitore. utilizzare. No, tu non No, puoi avere bambini. no. Però la rottura è che sei obbligato a vivere sopra, cioè non puoi vivere giù. Voi volete vivere così? Vivete senza bambini, senza io voglio vivere qua con niente, no. Effettivamente, voi state in cielo, fate i cazzi Fate i cazzi vostri, vostri cioè, là su. uno può fare vero che lo fai crescere in una povertà estrema, io non me la sentirei a fare una cosa del genere, sono onesto. Farlo vivere in un sobborgo tutto distrutto, così, non lo so, io non lo farei. Dipende da quanto riesci a vivere al giorno. Se riesci ad avere No, mangiare, dormire e avere pure un po' di socialità con altre no, persone, si può fare una vita normale, sì, però per dove stanno loro laggiù, aglia, attendo che lui c'ha il grilletto facile. Signora, signora, devo requisire l'infante. devo requisire l'infanzia. Ha un oggetto illegale in mano, lo posi è pericoloso. Posi quella granata a forma di bambina. No, e non gli dà la minna davanti allo sbirro, vabbè. Lo sbirro mangia, la bimba mangia con la tetta, si può scusa. anche un attimino. Vabbè, ma che faccio? Ma sta allattando. Tu hai fatto domanda sciocca proprio. Bambino. All'essere, Cioè, alla creatura. però capisce. Questa è una bella domanda. Melania Trump. No, non penso sia un prequel questo, No, no. ok, ho chiesto. Cioè implicherebbe che le persone già vivevano in cielo, ma non mi sembra sta cosa. Secondo me hai scambiato Bioshock Infinite per il telegiornale e non esiste Vabbè, ho ancora. sbagliato. Non ancora. Te li porti bene? Giustamente. Più che altro, come ve li pagate i trattamenti per ringiovanire laggiù? No, è che forse Questo lo fanno facendotene a tutti. tanti rallenti Un comunque bel po'. l'invecchiamento cellulare. Magari sì. Tua. A Mio. posto, fatto. Sente, lei viveva prima e si faceva il sirope, ha fatto il bambino, è scappata sulla terra. No, no, pistola no. Dai un po' il cappello. E il tuo caffè? No, Foto. legato. No, aspetta. Ha fatto mettere un cappello, non fu brontolone. No, no, no. No, Signore. mamma, hai rovinato Signore, tutto. annanzi a figli, Hai annanzi a rovinato figli. tutto. Stava giocando con la bimba, Cioè, perché hai dovuto prendere la pistola? cioè. Perché? Perché? Ma è quelli il problema, signore, che è una bambina, cioè, ma se accira a te la creatura, le sole se poi accirano pure la creatura, signore, se tutta scena. Hai rovinato tutto tu. Cioè, hai dovuto fare questa mossa Si stava che quello si lasciando stava andare. calmando un attimo. Ci provavi dopo, mentre glielo metteva, dicevi te la vuoi tenere un attimo in braccio e ci fu tuo fir. Mentre la No, ma prende. non c'era manco bisogno, che lui non avrebbe fatto niente, No, vabbè, forse. noi però lo sappiamo. Oh, attenzione, lei invece farà qualcosa. Ecco qua. No, vedi, bordello.
Porca posto. troia. Allora t'ha acchiappato, frate? Spalla? Sì, Ma lei mi sa che l'ha beccata. Sì. capito, però era la tua collega. T'ha acceso pure la Vabbè, sigaretta Lozzi lo adesso. stava per sparare anche lei. Anche questo è vero. Cioè, puoi essere pure collega, ma per loro sei un disertore. E qui non vanno tanto per le No. leggere. Ti pigliati da spalla comunque, frate, nega. Hanno costruito come c'è usanza oggigiorno, farli sempre più alti. Sempre Cioè, a più dove alto. volete arrivare? Domanda. Sono andati anche oltre, infatti. Finito. Veramente, mega, vabbè. Ma vaffanculo, però. Ogni volta che mi piace qualcosa, qua dentro, poi non... Riusciamo pure a vederci. No, però dai, la seconda stagione è presa così che io ti ho No, ma detto, perciò voglio vidi il altro. primo rivedendola così è stata molto piacevole. È sfizioso. Ma magari poi la terza, c'è un ritmo con me. 4, giusto? 4? Su Non era... 4 stagioni sono Ah, uscite. allora sì, mi mancano 2 stagioni allora a me. Oh, salve, chi sei? Oh, Bordello. Mad Max? Destiny Mad Max, Mad Destiny. Assassin's Creed. No, tu sei un attore, ma tu sei Ilmo Koskela! Lo sai, lo stavo pensando pure io. Lo stavo pensando pure io. È lui! Ho detto, ma se ci assomigli? Ma secondo me è un po' visto Questo è Alan così. Wake 4. Aspetta. Ah, già c'è il nome dell'attore. Allora, Ok, tengono gli umani qui così a allora. prendere il sole per vedere l'effetto che Ilmo... fa. Ladro d'acqua. Ah, è un ladro d'acqua lui, ok. È diventato Fallout. Okay. Peter Franzen. Guarda che bello! Eccola, a posto. Aspetta, devo cercare. Ok. Quindi pianeta alieno. Sono il più forte! Love Death and È Robots! proprio lui. No! Proprio Ilmo lui. Proprio Koskela! lui. È proprio lui! Ma sono È anche fortissimo! ricercato. Gli assomigliavo che invece è proprio È lui. proprio è un fratello! Ah, giustamente, birra protetta. Questa Quindi, sarebbe una buona cosa nei locali. wow, Mercatino sotto e sblocchi. non sarebbe male, in effetti. Cosa vuoi? Sì, Madonna, sono tutti fatti di tessuti muscolari. Cioè, veramente vuole i testicoli? Dammi le palle. Ah, Quindi si deve rispettare questa sfida? quindi in futuro se sei sfidato ad un duel devi Però accettare scusa, per ma come forza. funziona? Io non ho più... Ah, Ecco ok. fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Ah, puttana! Oh, rotto il No, no, braccio. è esplosa proprio mano, lo zio. Non c'ha proprio più. Qualcuno No. può intervenire? Bro, spara! Sparalo adesso! Attenzione. Ok, chi gli ha dato una mano? Grande, Xina. Il braccio ti ricresce? Sa, pure lei sarà qualche attrice, ma non so chi sia. Ah, no. Sì. Ma tu così, proprio nel chill, non c'è problema. Eccola. Aia.
Ilmo. Ma quindi il parco non è andato bene, lo zio? No, questo è sì, è la linea temporale dove il parco ha fallito, Trasferito. pochi clienti e ho detto me ne vado su un altro pianeta. Mannaggia la colonna. A fangula la Wake, Ah, mio fratello, io non il vi signor aiuto. Dor e tutti il resto appresso. Fanculo. Mannaggia, mannaggia. Vabbè. Finito. Io. Tenda da giorno? Giorno non si può stare in giro? No. C'è problema? No, giorno è pericoloso. Ok, ok, è un Tutto in bunker. sicurezza. Ok, per il caldo. Ok. Ah, ricresce. Si è modificato? Signora, lei per caso vuole ciucciare pisello? No, per chiedere. Secondo me scatta il sentimento adesso. Ilmo! Senti, abbiamo stare in questa capanna tante ore. Mi è toccato il Facciamo braccino qualcosa. così, senti, facciamo passare il tempo, vediamo un attimo, intanto Più c'è che il altro feeling, credo che dormano loro di giorno a questo punto, se Sì, possono ma essere più attivi che solo di altro sera. lei perché lo sta aiutando, mo battuti a E qua c'è un parte. piccolo tornaconto, secondo me, Capito? Sappiamo che lui è ricercato. Tu Ma poi ti senta, per fidi quale così motivo? tranquillamente? E pure quello Questa è la penso. taglia, gliel'ha messa Alan, lo sta cercando. Ah, come gliel'ha messa? Ma pensa che Vedi, capata e se di notte veramente si esce cammina. l'attore di Alan Wake. Una stella cadente o un'astronave che cadeva, non lo so. Ma perché? Ok. Ah, per quello, Ah, giustamente. vuole le palle proprio nel vero senso della parola, Sì. non... ok. Buonasera, Poi Regen, Reghenone. buonasera. Ciao bello. Vabbè, dovrei aspettare un Non gli po'. puoi dare una ciocca di capelli? Ti tagli un Vai, braccio, entra, tanto ti Regen. ricresce e glielo dai. Vieni bello. Sì, effettivamente. Però C'è anche capito, la loro guest vogliono star, è lo proprio... stesso attore che c'è in Alan Wake 2 e colpo di scena. Come se ci pensi? Se lui pure si taglia le palle, gliele dà. Ma che gli Gli ricrescono a sto ricre... A punto. che punto tagli le palle, Rangel? Vabbè, ma è un fatto di principio, dai. Non Ah. è che le palle si danno a Però destra e poi a forse sinistra. non producono più effettivamente, comunque non Capì? se... Devono Quindi essere attaccate deve calde. sborrare in mano. Non so, non credo sia il liquido seminale che gli serve. Forse sì. Comunque c'è tutto il suo DNA dentro, quindi in realtà... È una bella casetta con vista panoramica Eh, alla fine. meglio non rispondere. E dopo succhiami il Non penso. Oddio. Oh, si addirittura mangia. Ah, ecco l'articolo tanto raro che si fa arrivare dalla terra, le fragole. le fracole. Il suo segreto sono le fragole, già. Ci sta. Giustamente qui sopra non penso crescano.
Immaginate un gioco con questa grafica. Raga, il fatto è che questi sono i filmati di Diablo. Il problema è che si limitano sempre ai filmati, purtroppo. Purtroppo sì. Vediamo Raga, GTA 6 prima o poi magari. arriverà. Tu di certo sei più giovane di me, è più facile che riesci a vedere. Io no. Penso di farcela per Tu non vedrai motivazioni manco di il causa finale di maggiore. Kingdom Hearts. Non lo vedrò mai, manco nella vita. Però il giorno in cui Nomura butta il sangue lo devi vedere. Infatti io apparirò dopo poco dalla mia morte a Gianmarco Ecco là. e gli chiederò, è uscito Kingdom Hearts? E se vuoi te Non lo gli darò i consiglio. numeri del Super Enalotto. Qualcuno è È resuscitato. resuscitato il signor Crozzi. Qualcuno è resuscitato. Senti, accoppiatevi, figlio, studiate il figlio, a posto. Che poi non mi risponde da 2 giorni, però. Vabbè, Ah, qui fanno all'amore, è finito all'amore. è finito. Fatto. È stato rapido. O c'è qualcuno nelle vicinanze? Violazione d'accesso. Babozzi Gianmarco, purtroppo. E vedi, Babozzi, magari se Penso mi che pure io e rispondessi ogni Gianmarco tanto. saremo terra per ceci prima di sto livello. Provi. Io morirò per primo. Vi verrò in sonno. Vi chiedo solo se il primo che mi dice come prosegue Kingdom Hearts gli regalo i numeri del Super Enalotto vincenti. Non male, eh? Me li faccio dare, se vado in paradiso, mi faccio dare e io vi ricambio questa cortesia. Però già sapete Kingdom Hearts come finisce. Finisce che alla fine Quindi o se vado dove va Nomura, sì. io me lo metto un attimo a sedere e dico senti, sediamoci, prendiamoci un Anche che caffè, oggi Nomura facciamo andrà due chiacchiere. all'inferno, dove deve stare. Chiederò un permesso per andarlo a trovare. Vediamo un attimo una No, non soluzione, esiste il Gianmarco. permesso. Non si può fare. Troz va contro la... Questo è Francesco, guarda qua. Ma anche nell'aspetto è trozzo proprio. Comunque, stronzo, volevo sapere solo quando volevi giocare, pezzo di merda. Oltre a sapere se eri ancora vivo. Solo per dire quando, perché vorrei giocare con il mio amico, sai com'è? Ma per dire. Bongi balongi. Maglia. Bam. Bam. Shurikenizzata. Badanchete. Staccaconuncete. Spara, bro. Ah. Amore, ti sparo in testa, che devo colpire lui. No, l'hai uccisa tu. L'hai uccisa tu. Siamo Vabbè. onesti. Poi 17:30 ho visto il Discord, nessuno è apparso dalle 6 in poi, Matteo Caretera era solo come un cane, quindi sono tornato a dormire. Sai com'è, Francesco? Io sono andato al lavoro oggi pomeriggio, se solo tu mi rispondessi ogni tanto io ti potrei dire quando ci sto. Sarebbe un'idea, è una cosa da provare. Ieri mi hai costato, non mi hai scritto niente, manco oggi, io come faccio a saperlo? Però sei un coglione, quindi che ti devo dire? Poi Matteo Grandine, chi è? No, Bongi Balongi. Mi hai scritto tu, brutto napoletano. No, basta. sparate in testa. Allora, ma muoiono tutti qui. Andiamo a vedere subito WhatsApp. Sì, era però inteso per ieri pomeriggio, non per oggi. Capì? Era per ieri il messaggio. Che te l'avevo mandato all'1:31 di notte, quindi intendevo Ho capito, ma il muoiono giorno tutti qui dentro. pomeriggio, capisci? Però E vabbè, anche lei è Francesco, un'inumana? non fa niente. Questo è Ma tu sei il Silver T1000, sei? Surfer. Ah, è proprio tu sei è un Cyborgs. IA proprio, questo è un robots. Tu sei Cyborgs. Solamente amore e morte c'erano in questa puntata. I robot non è che c'erano ancora. Ecco, adesso ci sono. Come scrivi domani? Io capisco, Francesco, io ti scrivo all'1:30 di notte,
Ma secondo te, ti chiedo, se ci sei non il pomeriggio di quel giorno, ma quello dopo ancora? Domani inteso perché visto che di sera tardi la serie è finita, si 1:30 di intende notte durante il pomeriggio, nel tu momento sei... in cui lui si Vabbè, sveglia. lasciamo stare, va. Vabbè, abbiamo capito la discrepanza Sì, temporale. no, A vabbè, posto, a inutile, posto. meglio, ma non gli parlo, faccio prima, vaffanculo e basta. Gioca da solo, ammazzati. Sentitevi nelle ore diurne, Ma poi non nel risponde! giorno corretto. Quello è un Non altro problema. risponde, Quello quindi è un non altro puoi mai problema. sapere quando lui ci sta, perché non ti risponde. Quindi, ammazzati e giocherò da solo, che devo fare? Un gioco potevamo fare, manco quello, perché non rispondi, quindi vaffanculo. Questo si sta scopando un robot, io non ne posso più. C'è l'amore, Sono c'è i stanco, robot. sono stanco. È una giornata un po' difficile. No, ma per lui questo si tromba i robot nella steppa, poi le Però palle. sta vivendo da secoli e E millenni. manco sai come va a finire. Ha trovato l'amore e vivrà per sempre qui. Sì, vabbè, ammazzati, Francesco. Quello sì. L'importante è sburare. Vero? Allora, Gianmarco, così come lui ha i suoi problemi, se mi passi il pad, vedi, l'ho messo Allora in spada. qui dentro qua. Ah, C'è lo scatolo qui sopra qua. voilà. Poi il problema ce lo andiamo a creare noi. Allora, Il vediamo un foglio c'è. attimo. Foglio c'è, lo stiamo Effettivamente se era compilando. meglio se lo stampavamo foglio, lo zi. Mo facevi. No, vabbè, già, ma Almeno per no fare anche problem. qualcosa. No problem, no problem. Drasfidanken. Ah, Allora, dove sei andato a finire? Non ti nascondere. Ehi, ehi, ehi amico, ehi, principe, stai calmo. ehi, principe. Che facciamo? Hai visto già i progressi che abbiamo fatto ieri? Ti stai cacando sotto, principe? Non ti carichi? Errore Microsoft, perché? Ci stiamo cacando sotto. Accesso in corso. Accedi bene. No. Ehi, ehi. Scusa, cerca l'errore. Mambo di solito è perché si blocca l'app qui. Sono collegato perché sono entrato nel profilo. Proviamo da qua. Se lo fa la terza volta è qualcosa in particolare, cosa che non capisco il motivo, visto che fine ieri andava. Allora, vediamo un attimo cosa vuoi. Allora, no, il servizio funziona. Fammi provare non da qui, ma da qui. Oppure il motivo può essere questo. Ma allora, proviamo a fare sta cosa, è facile che la live cade per qualche secondo. Ok, su YouTube si è recuperata. Microsoft, che sangue dei tuoi defunti immacolati e non tu Stai vuoi? passando?